2025 si accende con la sfida tra Este e Mestre, la 20ª giornata, la prima del girone di ritorno, fischi sciolti, e allora torniamo a divertirci. Piccardi la mette in mezzo sulla testa di Menato che non ci arriva, poi c'è Cola con il destro, primo squillo. Piccardi si torna di nuovo dalle zone di Moroni, dal basso per impostare, ma c'è la pressione di Piantoni! Incredibile! Piantoni, pressing vincente, 1-0! Qui troppa tranquillità, troppa calma per Moroni che esita su questo rinvio, si fionda invece Piantoni e porta avanti il Mestre, 1-0. 6 a saltare per il Mestre, palla deviata, una mischia, c'è Melchiori col sinistro, para Moroni che si scalda i guantoni. Il Mestre vuole allontanare ma però non ci riesce. Adesso c'è una confusione totale, ora Duse ha recuperato e allarga dalle zone di Piccardi che la mette in mezzo, centrale sulle zone di Cortese. Posizione per l'Este. Ad uscire De Vido, sempre centrale sulle zone di Cortese. Altre punizioni. Palla in mezzo sulla testa di Menato che aveva provato a girarla. Ancora punizione, sempre lì l'Este. Va forte Duse a rientrare sulla testa di Kogo che aveva provato a girarla anche lui. Ancora punizione, questa volta siamo in zona angolo. Parte Duse, palla che passa! Duse! Eccolo qui, il pareggio dell'Este con Duse, è 1-1. Il primo gol di Christian Duse è pura magia, un gol olimpico, 1-1, la pareggiata all'Este. E con il gol di Duse finisce il primo tempo, si rientra negli spogliatoi, è 1-1 tra Este e Mestre. Si riparte con il secondo tempo qui allo stadio di Abano, un primo tempo con tantissime emozioni. Aspetta il check di Sciolti, arriva adesso il fischio e allora si riparte con la seconda frazione. Palla recuperata al Mestre in zona pericolosa, c'è Marcandella in zona tiro, poi la mette in mezzo, allontanata di testa però da Calgaro. Forse un tocco di braccio qui, ma si prosegue, tutto regolare secondo Sciolti. Altro traversone del Mestre, la Tuchella, para Moroni, non tiri, para Moroni e poi... non basta il secondo tentativo di Moroni per Carroldini, riporta avanti il Mestre, 2-1. Il cross del Mestre, la Tuchella la tocca, Moroni para, ancora Rondini di destra, para Moroni, ma poi... Moroni si deve piegare al terzo tentativo di Rondini, è 2-1 per il Mestre. A questa pace la mette in mezzo sulla testa di Kogo, allontanata, Caccin, stop e tiro e destro di Caccin sul fondo. Susanu avanza ad ampie falcate, c'è spazio a destra per Zanetti, visto e servito. Zanetti cross basso, un po' lungo, la tocca però Susano, poi Menato, deviazione sì, calcio d'angolo. Sanat, slalom gigante di Sanat che ha lasciato sul posto Susano, Sanat, occasionissima. Cala Sipario, il Mestre si porta a casa i primi 3 punti di questo 2025. Grazie comunque per averci seguito, ci vediamo al prossimo appuntamento contro il Beragnano, un saluto da parte di Davide Mescoli.